Bene, buonasera a tutti. Sono Massimo Raveri ed è per me un piacere e un onore essere qui in rappresentanza dell'Istituto Veneto per presentare innanzitutto una cara amica e una collega, la professoressa Adriana Boschero. Presentare la professoressa Adriana Boschero è un po' difficile perché è stata una delle colonne portanti del Dipartimento di Studi sull'Asia, lo ha praticamente costruito lei insieme ai colleghi di sinologia ed è una personalità accademica di grande rilievo. Non si potrebbe fare la storia dell'orientalismo a Venezia, degli studi orientali a Venezia, senza parlare di Paolo Berogni Borchieri e di Adriana Boschero. Ricordo le sue pubblicazioni sulla letteratura giapponese, le sue traduzioni di romanzi, in particolare il suo interesse su Tanizaki, un famoso convegno internazionale che lei ha organizzato, di cui ancora si ricordano, e tutta la sua attività anche nel mondo della responsabilità amministrativa. È stato insegnante accademico e insomma si parlava anche di lei come un possibile rettore, quindi è stata una figura di tutto rilievo. Non si sente, e quindi vi sentite adesso in fondo? Benissimo. E quindi è stata per me una maestra, una guida. Devo a lei si sono stato chiamato a Venezia quando ero, diciamo, un pochettino più giovane di adesso. Quindi voi potete immaginare con quale piacere, tutte e due, con quale piacere io le do la parola per una conferenza sulla rappresentazione della donna giapponese nell'arte, dal pennello all'obiettivo. Poi se ci sono domande alla fine della conferenza possiamo chiedere ad Adriana Boschero di rispondere. Prego Adriana. Grazie Massimo. Bene, io in genere... Dove? Questo? Sì. Io in genere ero abituata a parlare sempre in piedi, ma adesso con 3 gambe risulta un pochettino più difficile. In ogni modo sono felicissima di essere qui, ringrazio l'Istituto dell'invito, ho dato una rapida occhiata alla mostra di sopra che è splendida veramente, e sono felice di essere qui con voi. E ritengo anche di buon auspicio il fatto che oggi sia l'8 marzo e di avere l'occasione proprio oggi di parlare un po' del mondo femminile giapponese nelle varie fasi della sua storia. Un mondo quasi sconosciuto ai più qui da noi, se non per l'immancabile figura della geisha. L'uso della macchina fotografica risale al 1860 e quindi adesso possiamo dare con calma un'occhiata a cosa è successo prima. Dunque il Giappone nasce come società tribale di tipo matriarcale, dove la donna godeva di grande considerazione per la sua capacità di procreare e innumerevoli erano le divinità che si richiamavano alla natura e alla fertilità. La dea del sole Amaterasu, alla quale si faceva risalire la famiglia imperiale, ricorderete che al momento della resa nella seconda guerra mondiale l'imperatore di allora rinunciò a essere chiamato, rinunciò di discendenza divina. E per molti secoli nel passato vi furono donne imperatrici e reggenti. Ma questa condizione femminile subì un cambiamento intorno al VI secolo, quando si diffusero in Giappone il buddismo e il confucianesimo.
Il buddismo rifiutava un ruolo sociale alla donna e il confucianesimo le imponeva totale obbedienza al maschio per tutta la vita, prima al padre come figlia, poi al marito come moglie e al figlio maggiore quando rimaneva vedova. Insomma, non c'era via di scampo. Tuttavia la componente autoctona, prima si è parlato di buddismo e confucianesimo, la componente autoctona dello Shinto, lo shintoismo, mitigò di molto questa situazione e durante il periodo Heian, adesso ecco, qui citati nel senso che non sono solo questi, questo periodo Heian, che come vedete va dal 794 al 1185, è rappresentato da una cultura di corte raffinata ed elitaria. È l'epoca delle famose dame di corte, le maggiori scrittrici e poetesse del periodo. Dunque, restiamo un momentino nel periodo Heian. Cosa ci rimane di testimonianza nel campo della ritrattistica di questo periodo? Questo è un discorso, penso, abbastanza interessante, perché di dipinti ce ne sono, ma il contenuto non corrisponde. E perché non corrisponde? Prima causa, l'ideale di bellezza femminile dell'epoca non teneva in nessun conto i tratti somatici, tutti precisi. La capigliatura era l'unica eccezione ed era descritta nei particolari come se null'altro importasse. I capelli così neri da avere riflessi bluastri come le piume del Martin pescatore, dice un poeta, erano spartiti al centro della testa, dovevano essere lisci e lunghi, tanto da toccare terra quando la donna stava in piedi, e ricadere morbidi sulle spalle e lungo il dorso, come vedete in questa raffigurazione, senza alcun monile, perché dopo invece abbonderanno, ma qui veramente. E le punte dovevano essere tagliate dritte e pettinate con cura, come sta facendo questa. Allora, per fare il ritratto a una persona, acqua calda, ma bisogna vederla sta persona, questo è il punto. Mentre l'etichetta alla corte Heian prevedeva che un uomo non potesse liberamente vedere e incontrare una donna. E quando lo spasimante tentava di avvicinarla, trovava una serie di ostacoli, tendaggi, paraventi, cortine di bambù, strati di kimono, baglie fedeli e dame di compagnia. L'unico modo era mandarle delle lettere con poesie per manifestare il proprio amore. Altrimenti non gli rimaneva che spiarne le sembianze attraverso pertugi, da dietro cortine di bambù, strappi nelle tende, scostando foglie e arbusti. Tutto andava bene praticando fuori nella carta dei tramezzi. Ecco, qua c'è. Peccato siamo troppo sotto qua. Non me lo puoi vedere lì. Ma non posso segnarlo. Allora, come vedete, accidenti,
Ecco, questo signore sta disperatamente cercando di intravedere qualche cosa attraverso le stuoie e le donne che se ne sono accorte si affrettano a chiudere qualsiasi pertugio per evitare di essere viste, viste. E qui siamo all'esterno. Se la donna si trovava all'interno, era difficilissimo e anche intravederla, come vedremo dopo, perché tra le cortine di bambù, il kimono dalle ampie maniche, il ventaglio, i capelli lunghi, poi in genere anche l'oscurità, tutto cospirava a nascondere alla vista dell'uomo. Quindi quando si legge nei testi di narrativa del periodo che un gentiluomo della corte di Heian osserva una donna, bisogna intendere sempre che la sta guardando di nascosto. E questo al contrario, la donna aveva qualche possibilità in più, perché queste cortine, tutti questi tramezzi, eccetera, che vietavano all'uomo di vederle, permetteva però a loro che erano dietro di vedere l'uomo, quindi erano anche avvantaggiate. Per di più, una donna innamorata o infatuata di un gentiluomo trovava sempre il modo di attirare la sua attenzione, come questo esempio qui. Allora, sì, buonanotte. Questi due lembi sono le maniche del kimono della signora che sta dentro. E esponendole così alla vista si faceva riconoscere dall'eventuale spasimante pretendente o quello che volete. C'era sempre, riuscivano sempre a trovare un modo di eludere. Si diceva che esistono dei ritratti di famose dame di corte, in genere scrittrici e poetesse. Ma come si può vedere da questi esempi, poi ce ne sono altri, non hanno tratti distintivi, a parte il fatto che qua addirittura è difficile trovare dove è il viso. Non riesco a far funzionare. Ecco, vedete tendaggi, vestiti veramente nascoste queste donne. Questa un po' meno, però. Qui il volto è abbastanza scoperto, ma francamente non è che sia il massimo della bellezza, no? Perché, non so se avete notato, si radevano le sopracciglia per farsele con l'inchiostro più in alto, no? E questa dovrebbe essere la poetessa Ise, dato che... Però il problema è che non si possono chiamare ritratti, perché certamente l'artista non aveva la X donna a disposizione per ritrarla. Infatti, molte volte non si capisce chi sia la donna e si può intuire o recuperare solo perché le scritte apposte
sul ritratto sono famose poesie. Hanno detto, quella allora è quella, altrimenti. E infatti i critici hanno dibattuto a lungo sia sull'autenticità di questi ritratti, sia sul periodo di composizione, ma quando sono stati fatti, dopo, prima, eccetera. No, questo non c'entra. Ecco, vedete, niente che si possa chiamare tratto distintivo. Sul periodo Heian ci sarebbe tantissimo da dire, veramente, però bisogna proseguire nel successivo periodo, che tratterò molto brevemente, che è quello che avete visto nella tabella prima, il periodo di Kamakura, dominato per 2 secoli dalle casate dei militari. E nel passaggio dall'aristocrazia di corte all'aristocrazia guerriera, anche la vita delle donne cambiò. Dati i tempi, persero molto della libertà che aveva caratterizzato le donne altolocate di Heian, cioè del periodo precedente. I grandi feudatari, i guerrieri, i samurai, pretesero che fossero mogli e madri perfette e davano molta importanza alle virtù e alla castità femminile, mentre prima c'era veramente un'ampia libertà di comportamento. E di conseguenza erano sottoposti a stretta sorveglianza e relegati in dimore e castelli da dove potevano uscire solo occasionalmente. Ben poco si sa di loro, ma alcune, abili nella spada e sprezzanti anche del pericolo, si allinearono con padri, fratelli, eccetera, sul campo per combattere e divennero, nell'ambito della letteratura, divennero molto famose e protagoniste delle maggiori epopee del periodo. Da ricordare ancora che in questo periodo di lotte, spose e figlie erano anche merci di scambio, ostaggi presso il nemico in garanzia delle alleanze firmate, e per questa ragione in molte occasioni furono delle tragiche eroine pur di rimanere fedeli al casato. Bene, in questo quadro, andando avanti con il tempo, siamo ormai nel XIV-XV secolo, fanno capolino per la prima volta spezzoni di vita delle classi più umili, attraverso illustrazioni, raccolte di racconti che nulla hanno a che vedere con la cultura ufficiale di Heian. Le donne sono madri, mogli e figli di contadini, artigiani, mercanti e aiutano i loro uomini nel lavoro o nei loro affari, come fa vedere questa. E vediamo cosa viene qua. Ecco, anche qua un negozio con donne e anche uomini che lavorano fianco a fianco. C'è anche della gente di, diciamo così, di secondaria importanza. Questa è divertente, questa cicciona qui.
ancora donne al lavoro. E all'interno di questa produzione di narrativa ci sono storie che provocano riso, sollazzo, comicità. È il trionfo dello sfottò, dell'arguzia, del sotterfugio, del tragicomico certe volte, che riprendono antichi temi, rimodellandoli però sull'attualità del presente. E vi compaiono tutte le categorie sociali e anche certi animali come le volpi, i gatti, i topi, le scimmie hanno un loro posto. Le donne intelligenti, astute, faccendiere, ma anche prepotenti, ossessive e invidiose, hanno quasi sempre la meglio su mariti tonti, zotici e ingannati. Questa è la prassi. I monaci, quando sono rappresentati, sono o degli avidi imbroglioni che tengono bordone alle donne nello svillaneggiare i mariti, o anime candide sottoposte alle beffe più atroci. Si narra anche di tragedie, come questa. Beh, ecco, di questa storia famosissima di una donna innamorata di un monaco, che la monaca rincorre il monaco, che non ne vuole sapere, infatti fugge lasciando per terra tutti i suoi averi, e la donna, se prestate attenzione, comincia a mutarsi, leggermente a mutarsi. Anche questo fuoco che le esce dalla bocca è abbastanza indicativo. A un certo punto si rivela l'intima natura di questa donna, che è un drago, per cui il poveraccio non è che abbia tanto scampo. E qui non si vede molto bene, ma quel battagliere lì, quel tipo sulla barca, aveva dato un passaggio al monaco, ma poi si era rifiutato di darlo anche a lei. Lei si tramuta del tutto in questo serpentaccio con il fuoco che le esce dalla bocca, e finalmente lo raggiunge in un tempio dove il monaco si era rifugiato, e si era andato a nascondere dietro una grossa campana, dentro, sotto. Le spire infuocate lo distruggono e lo rendono cenere. Da sottolineare che protagoniste di questi tipi di storie sono tutte donne, o perlomeno quasi tutte donne, no? Si diceva prima vendicative, eccetera, eccetera. Bene, adesso facciamo veramente un salto nei secoli per arrivare un po' più vicini a noi, in questo periodo qui, quando il centro del potere si sposta da Kyoto, al centro del Giappone, a Edo, l'attuale Tokyo, che subisce un fenomeno molto importante di inurbamento. Tutti correvano alla capitale, qualche contadino, ma più che altro restavano ovviamente nei loro campi, ma
un sacco di altra gente che poteva essere il bonzo che voleva cambiare vita o che so io, si spostarono tutti a Edo. Questa parola chonin, che qui trovate tradotto come persona, nin, del quartiere, perché ciò era la denominazione, anche adesso, la denominazione dei quartieri, e sono molto importanti. Questi chonin sono praticamente, tra virgolette, tra tante virgolette, i padroni della situazione, nel senso che sì, c'erano le solite fasce confuciane, ma i guerrieri, qui è un periodo che è anche chiamato Pax Tokugawa, quindi i guerrieri non avevano più senso e molti si danno per esempio al mercato o ad altre attività. Poi c'erano i contadini, considerati il granaio del paese, ma sfruttati e tartassati oltre ogni limite. Gli artigiani, di cui si riconosceva l'importanza della loro attività manuale, cioè creavano qualcosa, e i mercanti, però considerati dal confucianesimo dei parassiti in quanto non produttori, cioè nel senso che vivono sull'acquisto e poi sulla vendita ma senza produrre niente, e quindi posti all'ultimo scalino. Ma erano coloro che detenevano il potere economico e nessun decreto, nessun annullamento dei loro crediti. Cioè, il samurai faceva un debito con i mercanti, a un certo punto la somma era talmente enorme che non se ne andava fuori, interveniva lo shogunato, cioè l'autorità, che per decreto, come posso dire, annullava i loro crediti, che no? Pur di salvare i samurai venivano annullati i loro debiti, che erano i crediti dei mercanti. Come mai questo? Perché i samurai erano forti debitori nei loro confronti, cioè dei mercanti, perché non avevano accettato l'avvento della moneta e continuavano e basavano i loro introiti ancora sul riso. Nei tempi passati il patrimonio di una persona, di un samurai, di un signorotto, eccetera, eccetera, veniva calcolato in quanti koku, che è una misura, quanti koku di riso possedeva. E i samurai rimangono attaccati a questo modo di commerciare e quindi si indebitano a non finire. E allora artigiani e mercanti formavano questo strato ed erano la maggioranza della popolazione. Questi chonin connotano una categoria molto vasta. È uno strato urbano mercantile ben differenziato, molto composito. Si va dal mercante facoltoso al venditore ambulante di ventagli. In mezzo metteteci tutto quello che volete, e i tenutari di bordelli, i proprietari di ristoranti, i parrucchieri, i barbieri, tutto quello che volete stava in mezzo.
ma noi dobbiamo parlare di donne e quindi avremo, è giusto, tipologie di donne, è giusto, manco male. Tratteremo brevemente di queste 4 tipologie. La donna di casata samuraica era certo quella più sacrificata e doveva sottoporsi alle regole imposte da un testo confuciano, il grande insegnamento per la donna, Onna Daigaku in giapponese, brevissimo, ma di una durezza incredibile. Sono 19 brevi paragrafi che sottolinea la totale sottomissione della donna al marito, e fin qua ci siamo, l'abbiamo detto anche prima, e ai suoceri, non ai genitori, ai suoceri. Il quarto paragrafo di questi 19 elenca le 7 ragioni di ripudio della moglie. Allora, venga scacciata la sposa che disubbidisce ai suoceri, l'avevamo capito che finiva così. Si ripudi la donna che non ha figli. Si divorzi dalla moglie licenziosa e adultera. Si abbandoni la sposa affetta da profonda gelosia. Lebbra e altre inguaribili malattie sono motivo di divorzio. Si allontani la moglie che provoca agitazione nella casa e turba l'armonia tra i parenti parlando troppo e ciarlando senza discrezione. 7. Si scacci la donna che ha tendenza ai furti. Vorrei fare una precisazione sul terzo punto, quello che dice si divorzi dalla moglie licenziosa e adultera. Una precisazione. L'adulterio era punito non tanto come tradimento, ma per la possibilità di una falsa paternità. La donna era infatti accolta nella casa del marito come uno strumento per assicurare la continuità della famiglia. Da qui il detto harawa karimono, cioè ventre preso a prestito, e la famiglia che aveva preso a prestito il ventre della donna aveva pieni diritti su di lei. Ecco, allora, la donna Chonin. C'è subito da sottolineare un importante cambiamento nell'assetto del nucleo familiare cittadino. Marito, moglie e figli cominciano a vivere insieme sotto lo stesso tetto. Mentre prima la moglie con i figli rimaneva nella casa dei propri genitori e il marito, rimasto a sua volta da mamma, si limitava a delle visite. La donna Chonin assume di conseguenza una nuova dimensione, quella di padrona di casa, che aiuta il marito negli affari, che vigila in bottega quando lui è fuori per lavoro, che tiene saldamente in pugno la cassa e allo stesso tempo bada al buon andamento della casa. In questo senso erano state, diciamo così, favorite e aiutate da una decisione delle autorità che intendevano frenare l'eccesso di ricchezza di alcuni mercanti e quindi avevano stabilito che il fronte
del negozio, la larghezza, insomma il fronte del negozio, dovesse essere preciso per tutti, per limitare appunto degli eccessi, che chi ha più soldi si espande sulla strada, no, solo questo. E l'edificio poi si prolungava in lunghezza, cioè il fronte sulla strada, poi in lunghezza, a formare un lungo rettangolo senza soluzione di continuità. E oltrepassato il negozio, iniziava la casa del proprietario. La moglie era così facilitata nel badare allo stesso tempo agli affari e alla famiglia. Godevamo inoltre di una notevole libertà di movimento, perché poteva andare a fare le gite a vedere i fiori di ciliegio, poteva andare a teatro dove piangeva perché riviveva le tragedie sul teatro con le proprie. E le più abbienti, perché anche all'interno c'era senza dubbio una scala di valori, dovevano sottostare a periodiche leggi suntuarie che vietavano loro di indossare abiti troppo ricercati e di ostentare gioielli e monili. Leggi che restavano sulla carta in quanto il tutto veniva accuratamente ricoperto da vesti meno appariscenti. Tornando su questo discorso della casa, è durato molto. Quando la prima volta che io sono stata in Giappone, nel lontano ormai 69, era prassi comune tirare la tenda del negozio, entrare e chiedere "scusi tanto, sumimasen", e dal retro della casa, affaccendata a dar da mangiare ai figli, arrivava la donna che ti serviva, eccetera. Adesso penso che questo si trovi ancora in qualche sperduto villaggio, però era una prassi molto, molto nota al tempo. Ed eccoci alla terza categoria, la donna dei quartieri di piacere, che è quella che ci interessa di più, quella che ha più riscontro in pittura. Le cortigiane e prostitute operanti nei quartieri di piacere, autorizzati dal 1617 dallo shogunato di Tokugawa come valvola di sfogo controllato per i cittadini, avevano sostituito le case chiuse, i bagni pubblici, che poi erano dei bordelli, ma in ogni modo, affinché ci fosse un controllo su chi andava a visitare le donne dei quartieri. E i quartieri vennero chiusi solo nel 1956 con la legge sulla prostituzione, quindi vuol dire che per più di 3 secoli, in modi diversi, con strutture diverse, regole diverse, tutto quello che volete, però hanno durato un po'. Un quartiere di piacere famoso fu lo Yoshiwara a Edo, dove scrittori, poeti, uomini di teatro, artisti di ukiyo-e, le stampe del mondo fluttuante, di shunga, le stampe erotiche, descrissero la vita del quartiere. Come vedete qui,
La struttura è semplicissima, è squadrata. Questa linea centrale, il Nakano-cho, serviva per queste parate sfarzose di cortigiane, le assistenti, le ragazzine che sarebbero diventate a loro volta, eccetera, eccetera. E io li ho chiamati qui blocchi, ma intendevo, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, questi 12 spazi delimitati da strade dove si erano radunati i proprietari, i tenutari, i proprietari dei bordelli che erano stati obbligati a chiudere quelli di città e li avevano trasportati tutti qua. L'entrata, che come vedete qui in fondo un po' tortuosa, eccetera, tutti subivano vari controlli, ma la cosa più che ci può interessare di più è che i samurai dovevano consegnare le 2 spade, cioè non potevano entrare armati dentro il quartiere di Piacere. E questo fatto scatenò anche molto l'ironia dei Chonin, del popolino, che dicevano che il samurai era diventato uno di loro e che nudo non si poteva più capire se era samurai o meno. Ci sarebbero molte cose da dire, ma andiamo in ogni modo. Vigeva dentro il quartiere di Piacere una rigida gerarchia. C'era un termine generico per designare queste donne, cioè Yujo, che vuol dire donna di piacere. Però c'era una divisione per gradi che vi assicuro che è qualcosa di incredibile, poi cambiava con gli anni, perché erano classificate secondo il loro valore. Questa targa di legno, che è anche abbastanza famosa, mostra nella prima, cioè effettivamente nella seconda riga e nella terza, i nomi delle più importanti donne cortigiane di questo quartiere che si chiamava Ogiwa, cioè Ventaglio. E come vedete, sopra i nomi ci sono quei segni che caratterizzano il valore della donna sotto elencata. Nella parte centrale questi segni vengono ridotti a quasi niente e poi sotto veramente niente. Faccio una brevissima parentesi. Nei testi di narrativa di questo periodo, che sono quasi tutti ambientati nei quartieri di Piacere, dicevo, questi testi hanno avuto pochissime traduzioni in qualsiasi lingua, per una difficoltà oggettiva, cioè che molto spesso l'autore del testo non scriveva il nome
della cortigiana, ma metteva uno di quei segni che vedete là in alto, perché tanto loro si capivano tra di loro di chi stavano parlando. E quindi una difficoltà, come vi potete immaginare, enorme. In testa c'erano le taillou, oppure oiran, cioè le massime. Ecco, questa è una famosissima cortigiana, super accessoriata veramente. Si chiama Cho Da-yu e il topo che vedete sulla schiena probabilmente indica solo l'anno in cui è stata ritratta, no? Nel calendario. Ecco, la Takigawa, quella il nome l'abbiamo visto su quella tabella, eccola qua, e molto spesso accompagnata da un gatto. È una caratteristica sua. Ma come vedete c'è sia, come posso chiamarla, l'assistente di primo grado che è lì inginocchiata, che scrive chissà cosa, e poi c'è la ragazzina, l'assistente di ultimo grado che l'aiuta con i vestiti. Ecco, qua semplicemente per farvi vedere il tipo di abbigliamento e l'uso della pipa. Le donne, anche gli uomini, ma le donne usavano molto queste pipe lunghissime. Avevo trovato, e poi non l'ho più trovata, una stampa di una geisha che si gratta la schiena con la pipa, e la trovavo anche divertente, però chissà dov'è, l'ho persa. La pipa finiva con un fornelletto minuscolo, veramente minuscolo. E se qualcuno di voi ha avuto occasione di vedere qualche rappresentazione teatrale, diciamo tipo kabuki, no? Forse ricorderà che c'è questo rumore, no, non lo faccio, ma insomma c'è questo rumore molto spesso che è il rumore provocato dallo svuotamento di questo fornellino che veramente è minuscolo e poi il riempimento. Ma c'erano anche, si legge? Beh, delle prostitute di infimo rango, che sono queste dipinte da Utamaro, che hanno anche dei nomi o degli appellativi veramente, diciamo così, scostanti, che stavano fuori di Yoshiwara, non potevano entrare, e però stavano fuori per cercare di attirare qualcheduno, vietandogli di entrare e portandoselo poi via. Ci sono molte rappresentazioni della vita quotidiana delle cortigiane, che adesso scorriamo così, ma come vedete ciliegi in fiore, banchetti. È bello esaminare uno per uno questi personaggi, ma insomma, ecco, una partita di Go. No. Com'è questo nero così? Vabbè, ho ancora gite per vedere fiori di ciliegio.
Qui chiedo scusa perché io non sono bravissima con questi macchinari. Temo di aver dato troppa altezza, perché io delle giapponesi così alte e snelle, francamente, non mi risulta. In ogni modo, è colpa mia, ma era solo per farvi vedere queste gite per ammirare i ciliegi e i loro divertimenti. Ecco qui, eccola sempre qui a sinistra, qui, no, lì, la donna che fuma la pipa, le altre che se ne vanno a passé, le altre che vanno e anche questi passatempi, il braccio di ferro, che proprio non avrei mai pensato di trovare, che invece era uno svago per loro. All'interno del quartiere, lungo le strade che abbiamo visti, si allineavano locali di qualsiasi genere, per i vari appuntamenti, ristoranti, vendite di sake, botteghe di pettini e monili, lanterne, ombrelli, ventagli, tutto quello che vi può, almanacchi, talismani, pipe, tutto quello che vi può venire in mente in Yoshiwara c'era. E pensate che nella seconda metà del XVIII secolo, su un totale complessivo di 1.285.000 abitanti di Edo, la popolazione di Yoshiwara ammontava a 14.500 unità, dunque una fetta abbastanza grossa, e in questo numero solo 2.500 erano cortigiane, donne di piacere e apprendiste. Quindi c'è, no, una notevole sproporzione, perché all'interno di Yoshiwara era un mondo, e quindi questa presenza di uomini così più alta, un numero più alto delle donne, era per tutti questi negozi, negozietti, affari, eccetera. Tra loro nessuna geisha. Ecco, vorrei sottolineare che geisha è formata da questi due ideogrammi e il significato finale è persona, questo sha, che ha talento per l'arte. È un termine fra i più abusati e fraintesi in Occidente, e troppo spesso usato a sproposito, perché il termine geisha è invariabile, maschile, femminile, singolare, plurale. Quindi non si può dire o scrivere geishe, e ci va anche bene che il gay lo scrivono così, se no GH, no? E anche perché in giapponese non esiste un ideogramma che si possa leggere she, keishi, non esiste. E poi, ragione ancora più forte, perché sono sempre esistite sia gli uomini geisha, sia le donne geisha. Queste ultime, che erano esperte in danza, musica e canto, erano spesso chiamate all'interno dei quartieri di piacere per rallegrare le feste col suono. Loro arrivavano con il loro strumento favorito, lo shamisen,
che è una specie di liuto a tre corde e che le caratterizza proprio perché lo shamisen si trasporta facilmente, mentre le cortigiane erano legate al koto, che è quella che è comparso nella primissima figura, che è lungo, che deve stare poggiato per terra, che è lungo 2 metri e passa e quindi intrasportabile. Vediamo se ce n'è un'altra qua. Ecco, questa è una parata di geisha, e lo si può, a parte il fatto che ci sono tutti i nomi, sono firmati, ma che questa all'angolo ha lo shamisen, quindi è abbastanza... quindi le geishe non erano né cortigiane né prostitute, ma ingaggiate con un contratto libero, e ai tenutari delle case era vietato chiedere loro altre prestazioni, oltre alle esibizioni artistiche. Allora la domanda è: come nacque l'immagine della geisha dispensatrice di sesso? È in realtà un prodotto occidentale della fine del XIX secolo e, come tutti gli stereotipi, dura a morire. Quando ai moli di Nagasaki, Yokohama, Kobe iniziarono ad attraccare navi mercantili e da turismo, passeggeri e ciurma trovarono prostitute di porto e intrattenitrici occasionali ad accoglierle. Un termine a portata di mano per identificarle era geisha, facile da pronunciare, pur con fantasiose soluzioni per le varie trascrizioni nelle lingue, ma in ogni modo, ed era un modo sbrigativo per intendersi, e quindi usato come etichetta onnicomprensiva, valido anche per le abitanti dei quartieri di piacere e per le ragazze di buona famiglia del ceto medio, le musmè, affittate, cioè date in sposa temporanea a qualche capitano di passaggio. Ancora una volta, per comodità, queste giovani donne venivano chiamate geisha in quanto rallegravano lo sposo e i suoi amici con la musica del loro shamisen, che accompagnavano per il canto, così come fece la piccola Kiku, Madame Chrysanthème, e che sposò Pierre Loti. Sì, ma certo non si può parlare di Kiku, cioè di questa ragazza che poi fu il modello per Cho-Cho-san della Madama Butterfly, come una geisha professionista, sia per la giovane età, appena 15 anni, quindi senza il training necessario, sia perché nelle foto che ci sono pervenute compare una posa assorta con aria quasi intimidita da brava ragazza di buona famiglia. Ecco questo. Questo è del 1885. Ueno Koma è uno dei primi fotografi giapponesi, e poi la ritroviamo anche con questo signore alto e questo Yves, Pierre Loti, e lei lì certamente non in posa di... altri hanno parlato o parleranno di questi primi fotografi, poi c'è quel meraviglioso catalogo che veramente... Quindi se il Presidente mi dà ancora qualche minuto, io vorrei fare un salto, cioè
vedere in Occidente la figura della geisha che era ormai entrata nell'immaginario collettivo. Ma cosa pensavano i giapponesi dello stravolgimento operato su una figura che loro vedevano in una prospettiva ben diversa? Non ci si pensa mai, ma infatti, pur ammirati e applauditi, artisti di teatro e di intrattenimento furono considerati per secoli dei liminari e posti agli ultimi gradini della scala sociale, anche perché, essendo itineranti, non avevano una fissa dimora e questo portava a non saperli come qualificare. E quindi vorrei rapidamente parlarvi di Sadayako, che è stata una geisha cosiddetta moderna, perché eccola qua, questa è Sadayako, favorita di uno degli uomini più importanti del Giappone, il futuro primo ministro. Ebbe una vita tumultuosa, sposò un attore e venne in Europa. Calcò le scene negli Stati Uniti e appunto in Europa negli anni a cavallo del secolo, cioè del 1899 al 1901 e poi il 1902, suscitando un enorme clamore, specie a Parigi, dove si teneva l'esposizione universale del 1900, alla quale partecipava anche il Giappone. In quanto ex geisha e quindi danzatrice di professione, ammaliava il pubblico con la sua maestria interpretativa e divenne ben presto una regina delle scene. Colpiva anche il fatto che nella recitazione Sadayako fondesse, questo è importante, l'uso della voce, del canto e del corpo, sì, voce, canto e corpo, in un tutt'uno che era nuovo per l'Europa. Fu paragonata a Sara Bernard e alla Dose, fu ritratta da Picasso, omaggiata da regnanti artisti e definita la personificazione del giapponismo. Qui come Ofelia e poi in una copertina di una rivista a lei è dedicata, amata e osannata all'estero. In patria fu invece segnata a dito e accusata di aver divulgato un teatro giapponese edulcorato e poi di aver mistificato quello occidentale in Giappone. Facevano, questa compagnia teatrale adattava i testi così, senza rendersene conto, e questo era molto grave. Anche Giacomo Puccini fu attirato da lei, la conobbe, eccetera, eccetera. Sadayako spopolava e si può ben parlare di frenesia popolare, visto che tra l'altro portò a un kimono boom. Nel centro di Parigi la boutique Omikado acquisì i diritti per usare il nome Yakko e vendeva profumi Yakko di Guerlain, creme per la pelle Yakko, persino dolci Yakko, ma più che altro kimono Sadayako, a sottocosto e adattati al gusto occidentale, proprio come lei e il marito adeguavano alla platea i testi delle opere teatrali giapponesi. Come già detto, tale successo non era condiviso dai suoi compatrioti,
che vedevano travisati e banalizzati molti dei capisaldi della loro cultura. E ha ragione, visto che ancora poco se ne sapeva in Occidente. Inoltre che sullo stesso palcoscenico recitassero insieme uomini e donne non rientrava nelle consuetudini. Per finire c'è questa vignetta del 1887 di un francese, Georges Bigot, dal titolo Giappone moderno, una geisha progressista si reca a dare un concerto. Vestita all'occidentale, i tacchetti, però col suo shamisen. Questo Bigot fu spesso censurato dalle autorità per offese alla nipponicità e non era l'unico. Vignette irriverenti prendevano volentieri di mira i vari movimenti femministi, le suffragette, tutte queste cose. L'autorità interveniva, ma senza successo. Ci sono libri e libri. Questa io la trovo deliziosa, questa. Anche con lo metto qua della show. Bene, altre cose ci sarebbero, ma meglio fermarci con il nostro Bigot qui. Grazie. Prego.